È una questione di legalità, ma soprattutto di sicurezza. Le guide alpine del Veneto, riunite in assemblea a Pieve di Cadore, hanno messo a fuoco, con l'aiuto di un legale esperto in materia, uno dei problemi più sentiti, quello dell'abusivismo. Gli abusivi ci sono in tutte le professioni, ma portare la gente in montagna, come lungo una pista da sci, è una grande responsabilità. L'importante è riuscire a capire che l'abusivismo è comunque un reato penale e che non si può inventare una professione. Nei terreni ostili come la montagna, ma anche il mare, anche i deserti, bisogna comunque farsi accompagnare da una persona di esperienza che sappia quello che sta facendo. Sono troppi gli improvvisatori, un problema che deve interessare in primis gli operatori turistici e gli amministratori che lavorano per promuovere il turismo sulle Dolomiti e non può non interessare l'associazionismo della montagna e le forze dell'ordine. In Veneto sono 116 le guide alpine iscritte all'albo regionale, in realtà sono di più, fra guide emerite e non più impegnate professionalmente. La guida alpina, professione alla quale si avvicinano molti giovani. Trasforma la propria passione in professione. Problematiche, sempre quelle, nuove? Problematiche ce ne sono sempre, in particolare in questo momento la coperta, come diceva un collega l'altro giorno, è corta ora. Però bisogna continuare ad insistere con i programmi e con la qualità di chi accompagna le persone in montagna, cioè chi accompagna le persone in montagna deve essere una persona formata.